incinato la macchina, poi c'è appunto il bivacco che c'è a Palazzo Moretti, a Lecca. Sì, non siamo così tranquilli la sera, siamo sempre in tre, oppure ci sono anche i clienti che tra virgolette ci fanno da protezione e non rimaniamo mai da sole, però insomma uscire con l'incasso o comunque uscire con qualcosa, c'è sempre quella piccola ansia da donna soprattutto e anche da lavoratrice. L'ultima lamentela in ordine di tempo è quella di una residente della centralissima Piazza Pio X che al ritorno delle vacanze ha trovato la casa svaligiata e si è sfogata dicendo che se ne andrà da Treviso. Ma è solo l'ultimo episodio di una lunga sequela di disagi che hanno per epicentro via Risorgimento e l'ex Eca, dove oggi sono ospitate alcune persone senza fissa dimora che nel tempo avrebbero contribuito a portare disagio e degrado. La passeggiata di oggi non ha evidenziato particolari problemi, ma, ci dicono alcuni residenti che hanno voluto restare anonimi, è solo perché è giorno e perché il comune si è affrettato a pulire dopo la recente denuncia per furto. Di sera non passeggerei da queste parti, spiega una signora, mentre un'altra racconta invece che non percepisce tutto questo pericolo. Tra i commercianti c'è chi non vuole parlare, mentre al bar Ostinate, aperto in via dei Dall'Oro da 2 anni, troviamo più disponibilità a fare il punto della situazione. La paura un po' per i vari furti che ci sono stati anche qua in zona vicino a noi, un po' la sentiamo e la sera quando chiudiamo comunque presto durante la settimana alle 10 e durante il weekend a mezzanotte abbiamo sempre un po' di ansia se siamo da sole, controlliamo 2 volte che tutto sia chiuso, che l'allarme sia inserito correttamente. Alle ragazze hanno ribaltato una botte. Una volta la titolare ha rischiato di cadere su un tombino aperto usato per sfasciare la vetrina di un negozio 2 mesi fa. E lunedì il sindaco ha convocato un sit-in in piazza per parlare con residenti, commercianti e con chiunque voglia fare il punto della situazione.